A Favara si torna a sparare, ma questa volta non c'entra la criminalità organizzata, ma semplici motivi di interesse per dei confini non rispettati. Ad essere ucciso nei pressi del collegio di Maria, poco distante dal carcere Petrusa, è il favarese Baldassare Contrino, di 73 anni, freddato da un altro anziano del luogo di cui al momento non si conosce l'identità. L'uomo è stato rintracciato e arrestato quasi subito dai carabinieri della tenenza di Favara. Come dicevamo, la tragedia è scaturita per motivi di interesse. I due anziani, dalle parole, sono passati subito ai fatti, affrontandosi con violenza. Nella lite sarebbe spuntata un'ascia e poi la pistola con la quale Contrino è stato colpito a morte. Secondo una prima ricostruzione, Baldassare Contrino avrebbe ferito con l'ascia l'anziano, che a sua volta ha sparato contro di lui diversi colpi. Contrino avrebbe tentato di darsi alla fuga a bordo del proprio trattore, ma non ce l'ha fatta a salvarsi a causa delle gravi ferite. Praticamente l'anziano è morto al volante del proprio mezzo. C'è da dire che a Favara, quando si è sparsa la notizia dell'omicidio, si è temuto si trattasse di un nuovo delitto di mafia.